a Wacca e Uvatore. Un belu giorno Murinu Usumere si spassidiava anta a strada a mezzo ai bradi fioridi e pascia l'erba verde e fresca. Ogni tanto roncava per farsi sentire dai suoi amici. Mustaccione, un belu maiale che rumava più lontano appresso a radiche e gianda, e Bizzichiuello, un giallo che ruspava per trovarsi due lombrighi. Inde su mentre ecutia Ragadela a Wacca che giunge di gore. Qui piantemo un supulo. Ci vuole a dire che Ragadela era giovane e che la era giunta di Borgo in Davale. Era nata in montagna e aveva sempre campato quassù in un luogo magnifico senza strade né elettricità. A nostra Wacca, tutta gumosa, corria mudiendo. «Oh quelli, aio che ha giù visto una cosa miracolosa!» «E chi hai visto, oh Ragadè?» domandano gli altri animali. A Wacca s'era dinata a ubede d'un quercio per riviada. «Un vero miracolo, bigu! Ha giù visto là un uomo, vestito a soldato, che passava come una saetta a cavallo a due gerti. I suoi compagni, stralati in terra, si durciano dai risi senza più poter piantare. A por fine Murino disse: «O Ragadè, miracoli di questi, di sicuro, ne hai da vedere d'altri sti 2 giorni, allora non ti spaventa mica.» Ragadella, che aveva avuto davanti paura di Uvatore e la sua bicicletta, se ne andava, scontenta d'essere stata a risa. «A ubrimu drenu, o gari, paremu la burro», disse Mustaccione a mezzo a 2 scaccani.